Numerose e tante le polemiche arrivate verso il nuovo governo circa la distribuzione dei fondi relativi alla famosa ex tabella H, finalizzati al sostegno economico a quegli enti che svolgono attività culturali in Sicilia. I fondi quest'anno sono stati 8 milioni e 700 mila, divisi per la maggior parte verso l'assessorato alla famiglia, cui sono stati destinati circa il 60% dell'intera somma, cioè 4 milioni e 230 mila. Al centro studi pirandelliani di Agrigento e al centro Pasolini, ad esempio, sono andati solo 10.500 euro, mentre alla Fondazione Sciascia, sui previsti 90.000, ne sono stati assegnati 31.500. 1.100 euro sono andati alla Fondazione Guarino Amella, mentre alla Farm Cultural Park di Favara assegnati solo 4.961 euro sui 45.000 euro previsti, distribuiti questi dall'assessorato ai beni culturali, mentre ad esempio alla Fasted di Agrigento per conto dell'assessorato alla sanità andranno solo 556 euro. Ma sentiamo in merito il vicepresidente della regione, professor Gaetano Armao. Occorre voltare pagina, deve finire questa distribuzione a pioggia di risorse in modo assolutamente indiscriminato e ancorato alla spesa storica, cioè siccome l'anno prima quell'ente aveva avuto X, allora l'anno dopo deve avere Y. Non è così, noi dobbiamo fare una scelta di concentrazione sulle istituzioni più autorevoli, più prestigiose. Io penso all'Istituto di Studi Pirandelliani o alla Fondazione Sciascia, che qui sono importantissime. No, cioè due colonne come Sciascia e Pirandello della cultura mondiale e due fondazioni che portano avanti questi studi, soprattutto quest'anno che è un anno di celebrazione pirandelliana. Bene, quest'anno i fondi sono assolutamente ridotti perché abbiamo dovuto dare a altri settori, ma per scelte fatte dal precedente governo, risorse ingenti. Questo non può più andare avanti. Noi siamo arrivati i primi di dicembre, abbiamo dovuto riconoscere tutto il lavoro già fatto e quindi distribuire secondo quell'impostazione. Avremmo voluto con l'assessore Sgarbi premiare quest'anno proprio la celebrazione pirandelliana e premiare la Fondazione Sciascia. Lo faremo dall'anno prossimo perché istituzioni culturali autorevoli, radicate, che danno nel mondo la proiezione migliore della Sicilia sono una cosa seria. Altre cose che fanno welfare non sono lo strumento, non è lo strumento dell'erogazione di risorse ex 128, ex tabella H che può risolvere i problemi del welfare in Sicilia. Non è dando 1.500 euro a una parrocchia che si risolve niente, ma è affrontando il welfare in altri settori. Questo invece è un settore della promozione della cultura, dello sviluppo, che deve passare attraverso la promozione di queste istituzioni. Ecco, un'altra emergenza, oggi il Presidente Musumeci ha fatto una conferenza stampa, è quella dei rifiuti. Ecco, in questo senso ci sono già problemi ventennali, diceva il Presidente, come ad esempio le discariche cominciano ad essere chiuse. In questo senso come pensate di risolvere? Il governo lombardo, del quale facevo parte, al quale avevo appartenuto, aveva fatto un piano rifiuti che anche il Presidente ha riconosciuto come assolutamente innovativo. Il problema qual è? Che per 5 anni quel piano rifiuti che prevedeva di spingere sulla differenziata, di innovare la Sicilia, è stato praticamente abbandonato. Per 5 anni non si è fatto niente, sono fatti soltanto gli interessi di chi gestisce le discariche. Oggi le discariche sono piene e chiedono nuovi spazi, non possiamo più conferire discariche perché l'Unione Europea ce lo impedisce, occorre voltare assolutamente pagina. Il Presidente Musumeci, come voi sapete, sta gestendo la delega e lo sta facendo con l'energia che gli è propria. Noi lo sosterremo, personalmente l'assessore dell'economia ha sostegno pieno. Certamente ci saranno alcuni mesi di disagio connessi all'esigenza di portare fuori i nostri rifiuti, il che vorrà dire costi maggiori, ma paghiamo l'inefficienza di 5 anni di governo Crocetta e dei suoi assessori al ramo che hanno fatto veramente scempio dell'amministrazione, però siamo orientati verso una soluzione che dia risposta definitiva